Terza partita al Comunale Giovanni Brucoleri di Favara, impegnate adesso le squadre under 19 di Trento e di Bolzano. Sicuramente una partita importante per Bolzano perché è secondo in classifica a 3 punti e quindi potrebbe avere qualche chance per passare il turno e portarsi quindi ai quarti di finale che, ricordiamolo, saranno disputati a Giardini Naxos e a Taormina. Il torneo delle regioni organizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti e ospitato quest'anno dalla Sicilia vede quindi 2 squadre in palla sicuramente. Vi do subito le 2 formazioni. Bolzano gioca con il numero 1 Federzoni, il numero 7 Müller, il numero 8 Ploner, il numero 10 Ploner, il numero 11 Schweitzer, Seisbock, Stecker, Turini, Antertoner, Wilgratner e Widenhofer. L'allenatore è il signor Marco Nicoletti, a disposizione Prems dalle Ave, Gruber, Kainz, Klosner, Kofler, Peitner, Sula e Willeit. La rappresentativa di Trento risponde con Digiata Bruno, che è il portiere, Bailoni, Bach, Bazzanella, Cereghini, Iano, Pedrotti, Piazza, Rigatti, Santuari, Volcan. A disposizione di mister Rastelli ci sono Ferrari, Livia, Mattivi, Neziri, Palusci, Perugini, Segata e Torre. L'arbitro di questa partita, che ricordiamolo è l'ultima partita del girone B del torneo delle regioni, è il signor Cannata di Agrigento, collaborato dagli assistenti Trovato di Agrigento e Lalomia di Enna. In completo bianco è Trento, nella solita casacca rossa è invece Bolzano. Foto di rito per le 2 squadre e dopo l'inno nazionale le 2 squadre si portano a salutare le panchine dell'altra squadra, chiaramente. Dicevamo in tenuta bianca è Trento, in tenuta rossa è Bolzano. In classifica il Friuli è primo in classifica con 6 punti e quindi per Bolzano, che ha 3 punti, ci potrebbe essere la possibilità, in caso di sconfitta del Friuli, di potersela giocare con
il Friuli per il passaggio al turno successivo. Oggi tutte e due le categorie, la Under 15 e la Under 17, hanno avuto bisogno della classifica avulsa per decretare chi si è classificata prima nel girone e quindi chi andrà a Giardini Taormina per la fase finale del torneo delle regioni. Ricordiamo che questa diretta dallo Stadio Comunale Giovanni Brucoleri di Favara è offerta ed è in diretta attraverso il canale Facebook della Lega Nazionale Dilettanti, e quindi queste immagini vi giungono attraverso il canale Facebook della Lega dal Comunale Giovanni Brucoleri, che oggi è stato il teatro di questa splendida giornata di sport e di amicizia di colori. Soprattutto stamattina c'è stato una tribuna e una gradinata piena perché sono state coinvolte le scuole cittadine. Parte in questo momento la gara e quindi in possesso di palla è subito Trento, in profondità il lancio, esce il portiere del Bolzano, che ricordiamolo è Federzoni, e spedisce il pallone direttamente in fallo laterale. Rigatti alla battuta e tocca per ultimo il numero 17 Santuari, quindi è fallo laterale per Bolzano, già battuto in profondità, e colpo di testa e poi palla riconquistata per un momento da Bolzano, colpo di testa dall'alta parte del numero 11 di Trento, che ma non mi dà il Palusci in campo, quindi sicuramente non era l'11 ma era il 13 Pedrotti. Tocca indietro al compagno Bach e ancora Bolzano in possesso di palla, riconquista palla Trento in profondità, perde palla Bolzano, la riconquista il numero 7 di Trento che è Luca Iano. Tocca per il compagno Pedrotti e poi sbaglia Bazzanella spedendo il pallone in fallo laterale. Ricordiamo che la Under 19, la partita durerà 45 minuti per tempo regolamentare, e ricordiamo ancora che la classifica vede primo in prima posizione il Friuli Venezia Giulia, che sta giocando in questo momento contro il Veneto ad Aragona. Bolzano con il numero 13 Sebestock cerca di far viaggiare palla e poi viene servito il numero 7 Müller, inciampa sul pallone Schweister, ma riconquista palla ancora Bolzano, numero 13 e Sebestock che serve il piccoletto ovvero tutto Pepe Schweister, e ancora il 13 che fa arrivare il pallone in area di rigore, ma riconquista palla e la perde Trento, e c'è il fallo laterale per Trento nella sua metacampo. Ricordiamo che l'allenatore della squadra del Trento è Rastelli, mentre invece l'allenatore del Bolzano è il signor Marco Nicoletti. Di testa Sebestock cerca di far arrivare il pallone a Schweister, ma c'è l'intervento
di un difensore in maglia bianca e spedisce il pallone in fallo laterale. Va a batterlo sempre Schweizer, osserva lo schieramento dei suoi, si porta in area di rigore anche Wilgratner che sta giocando con una mascherina, e c'è il fischio del signor Cannata a comandare un calcio di punizione per Trento nella propria area di rigore per il gioco falloso commesso da un giocatore in maglia bianca, e quindi è Dijata, che è il portiere della squadra del Trento. Bach per Bailoni, quale tenta di servire un compagno, riconquista palla Bolzano ma la spedisce in fallo laterale per la ripresa del gioco affidata a Rigatti, il numero 16 della squadra del Trento. Ancora il signor Cannata a comandare un calcio di punizione per Bolzano per il fallo commesso da Piazza, e Schweizer cambia gioco dalla parte opposta sul fronte destro dell'attacco di Bolzano. Di petto controlla Sebestock, ancora Sebestock che chiama in avanti il compagno Stecher, il quale tocca indietro a Ploner, da questi a Federzoni, e il rilancio in profondità verso Müller, che però non può raggiungere il pallone sul tocco di Ploner, e quindi è rimessa dal fondo per il Trento. Sul pallone è Dijata, tocco per il numero 3 Bach, che tentava di servire Rigatti, ma il pallone è finito in fallo laterale per la ripresa del numero 7 Müller, con il 9 e Ploner, e poi in profondità il suggerimento per un compagno, chiama palla Sebestock, ma è Schweizer che tenta il suggerimento in area di rigore per il numero 7 Müller, ma c'è l'intervento di Giata, e adesso calcio di punizione per Trento. Bach in profondità verso il numero 16 Rigatti, e alla fine tocca per ultimo Bailoni, e spedisce il pallone in fallo laterale. Ancora Trento in difesa, rilancia in profondità verso Capitan Jano, e dalla parte opposta è il numero 3 Bach che manda il pallone in fallo laterale per la battuta di Schweizer. Siamo nella metacampo di Trento, si fa sentire mister Rastelli. Colpo di testa ancora di un giocatore del Bolzano, ma riconquista palla Jano, la perde per l'intervento
del numero 4 Bazzanella, che spedisce il pallone in fallo laterale. Il signor Nicoletti, mister di Bolzano, chiama se qualcuno del centrocampo e adesso il tocco è sbagliato da parte del numero 7 Müller, che spedisce il pallone in fallo laterale. Ancora Trento in possesso di palla, ma perde il controllo, poi riconquista ancora Trento e alla fine esce fuori Janko, che affida a Janko Luca Iano, che è il capitano di Trento, tenta il tiro che se ne va mestamente sul fondo alla sinistra della porta difesa da Federzoni. Ancora Federzoni chiamato al controllo, affida a, e c'è la bella articolazione di palla da parte di Bolzano, che affida a Schweitzer, che chiama in causa. Ancora Schweitzer, viene contrato e poi tenta il tiro direttamente però a Gjata, che è il portiere di Trento. Molto centrale il suo tiro da fuori area, comunque buono il tiro del giovane trentino, e Iano fa arrabbiare chiaramente l'allenatore Rastelli perché ha toccato in malo modo, e poi anche Seibestok tocca male, regala il pallone a Rigatti. Rigatti cerca il compagno Piazza, che cercava di servire Iano, ma l'intervento di un difensore spedisce ancora in fallo laterale. Ancora Iano in possesso di palla, è il capitano della squadra del Trento, di testa, e poi ancora Trento, ma riconquista palla Bolzano con il numero 16 Rigatti, che rilancia in profondità, però direttamente fra le braccia di Gjata. Bach per Iano, ma perde palla per l'intervento, mentre intanto si libera e riceve il numero 11 Schweitzer, che però calcia male spedendo il pallone alto sulla traversa, quando siamo arrivati esattamente al 12° minuto del primo tempo, sul risultato di 0-0 per la terza partita che si disputa al Comunale Giovanni Brucoleri di Favara fra le rappresentative under 19 di Trento e di Bolzano, sempre del girone B del torneo delle regioni. Gjata verso il centro del campo, cerca di liberarsi Schweitzer sulla fascia laterale sinistra, ma spedisce il pallone direttamente in fallo laterale, che va a battere il numero 16 Rigatti. Iano, Rigatti, il tocco indietro per il numero 5 Cereghini, perde palla, poi la riconquista ma la perde ancora e commette fallo Piazza. Sarebbe stato sicuramente un'azione da cartellino giallo, ma
in queste 3 partite non l'abbiamo mai visto esposto per nessun calciatore delle 2 squadre. C'è qualche protesta da parte dei sostenitori di Bolzano sul pallone, e Schweitzer che chiama lo schema e poi il pallone direttamente a Jata, quale la fida con le mani a Bach. Jano vede libero e riceve Bailoni e si sbraccia ancora e chiama i suoi mister Rastelli, perché chiedeva che il pallone venisse spedito dalla parte opposta e non come ha fatto Jano. Intanto ancora è Bolzano in avanti, aspetta che il pallone se ne vada sul fondo, ma poi invece lo affida ancora Bolzano in area di rigore. Tenta e poi c'è Schweitzer che effettua un cross sbagliato sicuramente perché è andato dalla parte opposta. Ancora Bolzano in avanti, pronto il cross e il colpo di testa mancato da parte di Schweitzer, ma secondo il signor Cannata a toccare per ultimo è stato Bach, quindi calcio d'angolo per Bolzano, che ricordiamolo è in tenuta rossa, mentre invece Trento ha una casacca bianca. Stamattina abbiamo visto entrambe le squadre di Trento in casacca blu, invece la Under 19 ha una tenuta completamente bianca. Nugolo di giocatori proprio nell'area piccola di Trento. Sul pallone Schweitzer effettua un strano passaggio rasoterra, ancora Schweitzer che effettua il cross e poi Jano e riconquista palla. Trento in velocità commette fallo il numero 16 Turini ai danni di Volcan. Sicuramente è un fallo tecnico per evitare la ripartenza. Ancora Jano per Cereghini osserva lo schieramento dei suoi e poi rilancia in profondità, ma direttamente in fallo laterale. Cercava di servire Rigatti dalla parte opposta. Dopo il fallo battuto, il pallone ancora in fallo laterale. Sul pallone sempre Rigatti che cerca un compagno libero, lo trova. Ancora Trento che però non può controllare il pallone perché ha già superato la linea di fondo e quindi è rimessa dal fondo per Bolzano da Federzoni. Ancora Federzoni direttamente in fallo laterale. Sono passati fino a questo momento 18 minuti al nostro cronometro. Trento in difesa, colpo di testa del numero 20 Volcan, palla in fallo laterale mandata da Müller e quindi fallo laterale per Trento che affida al
c'è il colpo di testa e poi tenta di far arrivare il pallone al centro dell'area di rigore Cereghini, ma il pallone è direttamente sul fondo. Sicuramente si fa sentire più l'allenatore Rastelli del Trento che non mister Nicoletti, che sta seguendo la partita invece dalla propria area tecnica. E Müller per Bolzano affida a Ploner, il quale serve prontamente Schweizer, e ancora Ploner per l'inserimento di Sebestock, il quale tocca ancora Federzoni. In possesso di palla il numero 7 Müller, che cerca di andarsene in profondità ma viene contrato, e c'è adesso l'intervento di Schweizer che vede libero sulla fascia laterale destra il numero 13 Sebestock, pronto il cross, ma ancora Jano che si impegna, evita il fallo laterale. Ancora Jano, ritorna il pallone Bailoni a Jano, da questi a Giata, circolazione di palla da parte della squadra del Trento. Jano, ancora Jano indietro per Bach. Jano che viene cercato spesso dai compagni, affida a Piazza, il quale vede libero ancora Piazza, si ferma, torna indietro e continua ancora a gridare mister Rastelli. Non è sicuramente contento del fraseggio. Jano intanto possesso di palla, perde palla per l'intervento di colpo di testa del centrale della squadra di Trento, Bazzanella, che spedisce il pallone in fallo laterale e impedisce alla stessa di arrivare a Sebestock, che si era portato in avanti. Ancora il pallone direttamente a Giata e ancora Rastelli che si arrabbia con i propri. Jano, ed è il primo cartellino giallo della partita ai danni di Jano, che ha commesso fallo sul numero 18 Wilgratner, che si era proiettato in avanti. 0-0. Ricordiamo che la partita dura 45 minuti e ha sicuramente qualcosa da chiedere in più Bolzano a questa partita, in quanto a 3 punti in classifica. Parte il suggerimento di Breitner, del numero 11 Schweizer, ma perde palla ancora Trento. La riconquista Bolzano, che rilancia in profondità, ma Giata cerca di servire con le mani un compagno, ma capisce tutto il numero 18 Wilgratner e riconquista palla Bolzano. E poi tenta il tiro, il pallone direttamente in fallo laterale sulla ribattuta di Cereghini.
va a battere Müller, cerca un compagno libero, lo trova in Stecher, Ploner in profondità per Restelli, ancora Bolzano, ancora è chiamato in causa, e poi c'è un bel cross, ma c'è l'intervento del signor Cannata a comandare un calcio di punizione per Trento per il fallo commesso in zona d'attacco da un giocatore in maglia rossa. Siamo esattamente al 28esimo del primo tempo, 0-0 fra Trento e Bolzano, terza giornata del torneo delle regioni girone B. Pallone in fallo laterale, va a batterlo Rigatti, che affida prontamente a, poi sbaglia ancora supera la metà campo Bolzano con il numero 11 che affida a ancora Schweitzer, che è sicuramente l'uomo più intraprendente di Bolzano. Ancora Schweitzer che tenta il tiro ma allontana la difesa in maglia bianca, e Jano perde palla, ancora Wilgratner per Stecher, pronto ancora Stecher e ancora Schweitzer in profondità, indietro al compagno che tenta di servire il numero 19 nell'occasione Wittensdorfer, e ancora Bolzano in possesso di palla, si ferma, osserva lo schieramento dei suoi, poi serve sulla fascia laterale destra del fronte d'attacco di Bolzano e tenta il tiro, bellissimo, bello il tiro di Schweitzer, è bello anche l'intervento di Giata che evita la capitolazione. Il pallone tocca l'incrocio dei pali, finisce in fallo laterale per il tocco quindi di Giata e la rimessa di Bolzano, prima grande occasione della partita capitata sui piedi di ancora lui, che al 31esimo è il sempre Schweitzer, e ancora Rastelli che addirittura si è portato fuori dall'area tecnica, ancora viene richiamato dall'assistente il signor Lalomia, ha sempre qualcosa da suggerire ma lo fa in modo molto plateale. Colpo di testa del numero 19 Weidenhofer e aspetta che il pallone se ne vada in fallo laterale Turini per Müller, e poi ancora Bolzano in avanti con Turini che però sbaglia il suggerimento per Weidenhofer. 0-0 e ancora
Bolzano, Iano, ancora in profondità il suggerimento del giocatore in maglia bianca, riconquista palla Bolzano, la perde per l'intervento del numero 3 Bach, sempre l'onnipresente Schweizer per Müller, e alla fine in profondità il suggerimento di Müller direttamente fra le braccia di Giata per evitare guai maggiori. Widenhofer spedisce il pallone in fallo laterale che va a battere Rigatti, cerca un compagno libero e si affida al numero 11 e il pallone era uscito, quindi riprenderà con la rimessa dal fondo per Bolzano con il portiere Federzoni. Siamo arrivati al minuto 34 del primo tempo, fallo laterale che va a battere Müller, allontana Iano di testa, anche un batti e ribatti, e alla fine con i piedi Giata in profondità e si libera sulla fascia laterale sinistra Turini, che viene contratto da Cereghini in fallo laterale. Si porta in avanti anche Ploner, uno dei due, e Philip, l'altro è Mark che gioca con il numero 9. Calcio d'angolo per il tocco di testa di Bach. 0-0, terza partita del torneo delle regioni Girone B a Favara, stadio Giovanni Brucoleri. Queste immagini vi giungono in diretta grazie alla pagina Facebook della Lega Nazionale Dilettanti. Calcio d'angolo, chiama lo schema e c'è fischio del signor Cannata perché si stanno sgomitando ancora mister Rastelli, c'è Ploner e direttamente sul fondo il pallone calciato dal numero 11 Schweizer, rimessa dal fondo per Giata, che è il portiere che ha compiuto pochi minuti fa un intervento prodigioso sul gran tiro di Schweizer, il numero 11 di Bolzano. Il pallone è terminato proprio all'incrocio dei pali sull'intervento di Giata e poi in fallo laterale. Colpo di testa e poi evita il fallo laterale il numero 10 Ploner, Mark Ploner, affida ancora a Schweizer, il quale trova libero Stecker ma viene contrato da Cereghini, e poi il numero 20 Volcan non può evitare il fallo laterale già battuto. Tocca dopo il
la linea bianca il numero 7 Müller, quindi fallo laterale per Trento, va a batterlo Rigatti verso un compagno e precisamente Santuari, il quale tocca e il pallone viene spedito in fallo laterale per la ripresa del gioco da parte di Bolzano. Al 38esimo minuto del primo tempo, ancora l'intervento del numero 20 Volcan e poi altro fallo laterale per Bolzano, che sposta tutto il baricentro nella metacampo di Trento, e c'è il tocco del numero 14 Stecker, quindi conseguente fallo laterale battuto dal solito Rigatti, e cerca di liberarsi del stretta marcatura Volcan, ma riparte Bolzano con il numero 14 Stecker, indietro per il numero 7 Müller, che si ferma Volcan, tentava di servire Bailoni, ancora Bolzano con Schweitzer in profondità, ma troppo in profondità il pallone, rimessa dal fondo per Trento. 0-0 al comunale Giovanni Brucoleri fra Trento e Bolzano, quando siamo intorno al 40esimo, quindi soltanto 5 minuti per concludere questo primo tempo. È terminato a terra Iano, cerca di riconquistare il pallone, lo riconquista e lo porta in avanti, e serve il numero 16 Rigatti, che non può evitare la rimessa dal fondo, e Federzoni, che rispetto a Giato e Giata è stato sicuramente meno impegnato. Intanto termina a terra e si lamenta anche il pubblico presente in tribuna per l'intervento ancora Trento in profondità, colpo di testa, e poi è Stecker Iano, che sembra avere le idee più chiare rispetto ai suoi, però deve stare molto attento perché è stato ammonito, e anche il capitano di Trento riconquista palla. Trento ancora con Rigatti, poi Piazza, Iano in profondità, bello il suggerimento per il compagno che entra in area di rigore, ma esce Federzoni, fa suo il pallone, aspetta che si liberi la propria area di rigore per poi affidarla con le mani al compagno Müller. Adesso Ploner
ancora Iano e poi Turini, e deve uscire Giata per fermare l'inserimento del numero 11 Schweizer di Bolzano, e ancora un rilancio in profondità di testa e Bach che fa intervenire Giata con tutta tranquillità, cerca un compagno libero, il numero 13 Pedrotti, ancora Iano sul quale viene commesso fallo e quindi calcio di punizione per Trento. Non abbiamo avuto notizie ancora dell'eventuale recupero da parte del signor Cannata, ma riteniamo che non ci sia tanto tempo da recuperare perché la partita è stata sostanzialmente corretta, non ci sono state sostituzioni e quindi sicuramente si concluderà al 45esimo, mentre intanto ancora Trento con Iano, il quale tenta il suggerimento in area di rigore per un compagno, e invece è Bolzano che si impegna, evita il fallo laterale, il numero 14 Steker, ancora Steker che però deve vedersela con Volcan che subisce fallo, ma il signor Cannata fa proseguire per la norma del vantaggio, mentre intanto è in possesso di palla ancora Schweizer in avanti, e poi c'è il tocco del numero 3 Bach in fallo laterale. Mancano una manciata di minuti sicuramente al termine della partita, al nostro cronometro soltanto un minuto, siamo al 44esimo e ancora Bolzano, e infatti proprio in questo momento il signor Cannata manda tutti negli spogliatoi per il meritato riposo dopo 45 minuti, tirati sì ma non pericolosi, soltanto un'azione pericolosa da parte di Bolzano che ha visto Giata impegnato in un grosso intervento. Quindi 0-0 fra Trento e Bolzano, e ci risentiamo per i secondi 45 minuti.
Per la seconda parte dell'incontro Trento-Bolzano, valido come terza giornata del girone B del torneo delle regioni, partiti in questo momento con il pallone manovrato dal numero 18 Will Gartner del Bolzano, il quale affida indietro al numero 19 Widenhofer, che tenta il rilancio in profondità, dove si è inserito Bill Gartner, ancora Widenhofer, e viene fermato da Bach, che guadagna un calcio, un fallo laterale che batte lo stesso Bach, riconquista palla e poi la perde Bolzano. Ancora Bolzano, Trento scusate, con Iano che scambia con Bailoni e poi commette fallo lo stesso Bailoni su un avversario. Nell'occasione era Müller. Iano sul pallone si allontana, ancora Iano in possesso di palla, viene chiamato in causa Jata e cerca un difficile fraseggio, e poi il numero 13 e precisamente Sebestok cercava di impensierire Jata, il quale però non si è lasciato sfuggire il pallone. Ancora Trento in profondità, batte e ribatti e alla fine riconquista palla Trento, ma c'è l'intervento del numero 9 Ploner, che spedisce il pallone in fallo laterale. Ricordiamo che l'arbitro è il signor Cannata di Agrigento, collaborato dall'assistente 1 Trovato di Agrigento e l'assistente 2 Lalomia di Enna. Sul pallone è Bach, che tentava di servire Iano, ma Widenhofer spedisce in fallo laterale. Ancora Bolzano e poi ancora il numero 11 Schweizer, viene commesso fallo sul numero 9 del Bolzano Ploner, nell'occasione Mark Ploner, il quale scambia con l'altro Ploner Philip. Mark Ploner in profondità, cambia gioco, pesca molto bene sulla fascia laterale sinistra un compagno, il quale tocca indietro a ancora Bolzano in avanti e ancora un suggerimento da parte del numero 18 Wigratner, che però viene anticipato in fallo laterale. C'è intanto movimento nella panchina del Trento, due uomini si sono alzati e quindi ci sarà sicuramente da parte di mister Rastelli, infatti è così, una sostituzione. Entra
con il numero 14 entra Perugini al posto del numero 20 Volcan. Quindi Perugini per Volcan. E un'altra sostituzione è il numero 6 Ferrari, sostituisce Bailoni. Quindi Ferrari sostituisce Bailoni, Perugini sostituisce Volcan. 0-0 al Comunale Giovanni Brucoleri. Fallo laterale per i rossi di Bolzano. Ancora una rimessa lunga da parte e riconquista palla, ma la difende il numero 16 Turini. Fallo laterale già battuto, indietro per Ploner. Ancora Ploner che effettua il tiro centrale e Giata controlla agevolmente e poi serve Bazzanella. Fallo laterale già battuto. Ancora Bolzano, colpo di testa e c'è un intervento falloso da parte del numero 13 Pedrotti alle spalle del giocatore in maglia rossa. Siamo esattamente al 7° minuto della ripresa. Si rialza il giocatore dovrebbe trattarsi di Widenhofer. Calcio di punizione per Bolzano. Sul pallone il numero 17 Unterturner e anche Schweisser. Parte e c'è il colpo di testa di Ploner che non impensierisce Giata, il quale prende il pallone, lo affida in avanti al compagno. Ploner intanto stava per perdere palla, l'altro Ploner, colpo di testa ancora Widenhofer e si sgancia e si libera dalla parte opposta. Cross in area di rigore ma allontanato e c'è il tiro da parte di Seibestock nettamente sul fondo. Soltanto intanto un'altra sostituzione, entra Palusci per Trento al posto del numero 16 Rigatti, quindi Palusci al posto di Rigatti per Trento. Rimessa dal fondo per Bolzano. 0-0
ma grossa occasione da rete nel primo tempo per Bolzano su un gran tiro di Schweitzer e l'intervento molto bello di Giata, che ha davvero tolto il pallone dall'angolo alto, lo ha spedito a toccare l'incrocio dei pali e poi lo stesso è finito in fallo laterale. Numero 13 è Pedrotti, cerca di servire e scappa sulla fascia laterale destra per Bolzano, sempre il numero 13 Seibestock, che adesso riceve palla, serve in area di rigore un compagno che però viene anticipato in fallo laterale dal numero 5 Cereghini. Fallo laterale quando siamo arrivati esattamente all'11° minuto della ripresa. Riconquista palla Trento, Bolzano con il numero 7 Müller in fallo laterale, che va a battere Palusci per Jano. A campanile tenta di bloccarlo il numero 14 di Trento, che era Perugini, mentre intanto ancora Trento in possesso di palla per viene anticipato il numero 4 Bazzanella e poi il tiro ancora di Schweitzer, che è sicuramente l'uomo più pericoloso di Bolzano, e impegna ancora Giata, che si è dimostrato sicuramente sempre all'altezza e sempre pronto a intervenire e a sventare i pericoli che di volta in volta si presentano dalle sue parti. Intanto Jano tocca per ultimo. Jano, capitano della squadra di Trento, ammonito durante il primo tempo, e poi deve uscire Giata con i piedi e spedire ancora in fallo laterale per la battuta di Widenhoffner, che serve ancora Widenhofer. Pronto il cross, pronto l'alleggerimento da parte del numero 4 Bazzanella della squadra di Trento, che rilancia in profondità, ma nella zona dove c'è Ploner. In profondità tentava di servire sulla fascia laterale sinistra un compagno e l'altro Ploner in profondità verso il numero 7 Müller, che però viene anticipato. Si lotta a centrocampo fra Santuari e un avversario.
subisce fallo il giocatore della squadra di Trento, quindi calcio di punizione già battuto, in possesso di palla e Cereghini che si lamenta per il suggerimento indirizzato verso Bazzanella, che però non può evitare il fallo laterale. Siamo intorno al 15°, 0-0, e ancora Bolzano che però viene anticipato e tentava Ferrari di servire Iano, ma il pallone se n'è andato in fallo laterale. Colpo di testa, e anche il secondo colpo di testa è da parte di un giocatore del Trento, ma è Bolzano che riconquista palla, se ne va in profondità e poi viene anticipato, ma non c'è il tocco da parte del difensore di Trento, quindi tocca per ultimo un giocatore della squadra di Bolzano. Gioco fermo perché c'è un giocatore a bordo campo, fuori comunque dal rettangolo di gioco, si rialza, nulla di grave, e Giata si appresta a rimettere dal fondo per Trento. Zero a 0. Giata verso centro del campo e poi Trento che praticamente cerca di andarsene sulla fascia, ma c'è l'intervento di Ploner che spedisce in fallo laterale e c'è intanto un giocatore di Bolzano a terra e anche Turini va a farsi medicare dalla panchina e viene chiesto l'intervento del massaggiatore di Bolzano perché c'è un giocatore in maglia rossa a terra. Un intervento sulla caviglia destra. Il signor Cannata ferma il gioco, quindi riprenderà con un fallo laterale per Trento. E intanto Friuli Venezia Giulia vince 1-0 contro il Veneto e quindi alla luce di questo risultato il Friuli è sicuramente a 9 punti e quindi è sicuramente e matematicamente promosso alla fase finale del torneo delle regioni, che si concluderà, ricordiamolo, il 18 aprile con la finalissima a Taormina, mentre intanto fa fatica a rialzarsi e lo fa in questo momento, sta zoppicando il giocatore di Bolzano. Credo che non ci sia sostituzione nelle file di Bolzano perché il numero 19 Wiedenhofer è sicuramente pronto a rientrare, infatti fa cenno all'allenatore che ce la fa
Intanto Iano in possesso di palla, Iano effettua il cross ma è preda di Federzoni, che poi serve Ploner in profondità e riconquista palla Trento con il numero 4 Bazzanella. Bazzanella tenta il tiro direttamente sul fondo. 20° del secondo tempo, 0-0, e dopo sicuramente il risultato di Aragona ci sono poche speranze sia per Trento che per Bolzano di potersi inserire per le prime posizioni, perché a questo punto il Friuli su 3 partite ha fatto 3 vittorie e quindi a punteggio pieno concluderà sicuramente il primo turno, mentre intanto c'è un'altra sostituzione. Entra con il numero 2 Dalle Cave e sostituisce il numero 17 Untertunner. Quindi Dalle Cave per Untertunner nelle file di Bolzano e mister Nicoletti dalle necessarie disposizioni dopo c'è qualcosa che viene è l'allenatore di Trento Rastelli, che ha qualcosa da recriminare nei confronti del signor Cannata. Ripreso il gioco, Ploner per l'altro Ploner, il quale tenta di rilanciare in profondità. Ancora Ploner a campanile verso Iano e poi Ploner spedisce in fallo laterale per la battuta del numero 3 Bach, che cerca di servire il compagno. Nell'occasione era Pedrotti, e poi ancora Iano che perde palla, alle sue spalle la riconquista Trento, battuta del fallo laterale affidata a Palusci, e si fa sentire la tifoseria bolzanina, mentre intanto si prepara un'altra sostituzione. Infatti è così, entra con il numero 8 Luca e sostituisce il numero 17 Santuari. Quindi Livia per Santuari nel fila di Trento. 0-0, va a schierarsi in avanti Livia, sicuramente una punta per mister Rastelli, e c'è intanto il fallo laterale che batte Palusci cercando di servire Iano, e poi rilancia e ancora fallo laterale per Bolzano. Cerca un compagno libero
ben 3 avversari su, e c'è intanto il cartellino giallo nei confronti del numero 7 Müller, crediamo, per il fallo commesso su un avversario, anzi no, è il 19 Widenhofer che viene ammonito dal signor Cannata esattamente al 25esimo della ripresa sul risultato di 0-0. Jano sul pallone, adesso si fa sentire la tifoseria di Trento. Jano sul pallone che colpisce in pieno un avversario. Ancora Jano porta palla, Jano ancora ostinatamente tenta, e poi Livia e c'è il gol al 26esimo con un gran tiro dalla lunga distanza. Segna, crediamo debba trattarsi del numero 14, riteniamo. No, a quanto pare ha segnato il numero 6 Ferrari per Trento con un gran tiro che si è insaccato alla destra della porta difesa da Federzoni, che nulla ha potuto sul gran tiro del giocatore di Trento, che quindi porta in vantaggio Trento, ma riteniamo che sicuramente intanto subisce fallo il numero 11 Schweitzer, che è un po' calato di tono in questo secondo tempo. Il pallone arriva direttamente al portiere Federzoni, e intanto ancora Bolzano, scambio con il numero 16 e fallo laterale per Bolzano. 1-0 per Trento. Ancora Bolzano con il numero 14 che effettua il cross. Il pallone se ne stava andando sul fondo, ma c'è l'intervento di Jano che spedisce in fallo laterale. (1-0) per Trento. Siamo proprio intorno al 28esimo minuto. Un giocatore di Bolzano a terra in piena area di rigore. Il signor Cannata dice che tutto è nella regolarità, quindi battuto il fallo laterale. Ancora pallone verso, e c'è fallo laterale per Trento. Altra sostituzione per Trento. Entra con il numero 10 Neziri, va a sostituire Jano.
e anche una sostituzione per Bolzano. Entra con il numero 5 Klosner e sostituisce il numero 19 Widenhoffner. Quindi numero 5 Klosner per Widenhofer. C'è intanto gioco fermo e fallo laterale, colpo di testa di un giocatore di Bolzano e Jata controlla il pallone. Mentre intanto continuano ad arrivare i giocatori del Castrum Favara. In profondità il suggerimento, il pallone direttamente sul fondo. E Bolzano in possesso di palla con Ploner. Santino. E abbiamo intravisto anche l'ingegner Santino Lopresti, vorremmo intervistarlo. Lopresti. E fallo laterale già battuto. Santino Lopresti. Là, quello davanti, capelli bianchi, Santino Lopresti. Mentre intanto Trento e infatti Bolzano in possesso di palla e abbiamo finalmente intercettato l'ingegner Santino Lopresti. Una bella soddisfazione, un grosso spettacolo di pubblico stamattina con tutte le scuole di Favara, due belle gare, tanti colori, tanta amicizia, un successo da parte della Lega Sicula. Sì, è un successo che va scritto a tutti perché, dicevo, un successo di questo livello, l'accoglienza che hanno avuto, che è unanime, il riconoscimento dell'organizzazione, dell'accoglienza, di come è stato organizzato questo torneo, vuol dire che tutta la struttura guidata da Sandro Morgana, ma io dico tutta la struttura ha risposto bene, hanno risposto le delegazioni, qui ad Agrigento Angelo Caramanno con tutta la sua struttura, in altre parti responsabili, noi poi abbiamo avuto Giorgio Vitale a Caltanissette che faceva parte dello stesso girone, Enzo Peppe Anzaldi a Enna, quindi voglio dire una struttura che ha funzionato bene, hanno funzionato pure le amministrazioni, devo dire, che questa non è una cosa che possiamo dare per scontato, però abbiamo visto delle amministrazioni attive, il sindaco stamattina è stato qui a dare il saluto, c'erano gli assessori allo sport, quindi tutti qui, le scuole, come dicevi prima tu, anche le scuole, stamattina avevamo le tribune completamente piene, anche dall'altra parte, ad Aragona la stessa cosa, quindi devo dire che veramente un gran successo, un successo quindi non della Lega Nazionale, ma un successo di un territorio, e io dico il successo della Sicilia. E ora da domani poi saremo tutti spostati a Giardini Naxos per la parte finale, però questa volta la Sicilia veramente ha dato, come dire, ha mostrato il meglio, ma proprio il meglio di sé, e tutti sono
non dico, sono sorpresi di questo, dell'accoglienza, magari tu la conosci, sorpresi per come un'organizzazione precisa in ogni cosa, non c'è stata, diciamo, una cosa che non sia andata per come noi l'avevamo organizzata, per come era prevista. Questo è importante, ma questo, come dicevo, se tutti si mettono assieme, quindi la Lega Nazionale Dilettanti, le strutture periferiche, le amministrazioni, le scuole, quindi ha funzionato tutto, siamo veramente contenti e soddisfatti e lo riscontriamo dalle interviste che rilasciano i vari presidenti anche alle loro radio o televisioni, diciamo, nel territorio di appartenenza o anche qui, lo riscontriamo e che c'è un riscontro estremamente positivo. Praticamente il girone B ha già dato il primo verdetto, il Friuli Venezia Giulia, 3 partite, 3 vittorie, 9 punti, quindi parteciperà alla fase finale. Sì, certo, c'è questo, c'è il Veneto che anche ha 2 squadre, quindi aspettiamo gli ultimi risultati perché potrebbe anche classificare, diciamo, la terza squadra, quindi anche il Veneto. Ecco, abbiamo quindi, come dire, due regioni che hanno fatto, ma del resto questo nel pallone è sempre, qui lo stiamo vedendo, c'è ad esempio, io vedo Bolzano che gioca benissimo e che però poi i gol li fa il Trentino, quindi voglio dire questo, ma il pallone è questo, il bello del pallone è questo, ma io devo apprezzare molto 2 comitati come Trento e Bolzano, che sono chiaramente comitati provinciali autonomi di Trento e Bolzano, sono piccoli nel senso che hanno poche società, perché quello è il territorio, non perché ci sia, diciamo, altri problemi, e che però hanno messo in campo delle rappresentative importanti anche nella femminile, ho visto, quindi non solo nella maschile. Quindi questo vuol dire che c'è un lavoro anche da parte, diciamo, dei colleghi, da Klaus Suschler, poi da Stefano Grassi, ma anche il Friuli che è un altro territorio con il presidente Hermes Canciani. Il Veneto chiaramente è molto più grande, è una realtà diversa e quindi anche saluto il presidente Ruzza Giuseppe e il consigliere federale in rappresentanza, diciamo, a livello nazionale, la Bezzarli, la Ilaria, che sono qui con noi e in questi giorni ci hanno solo riempito di complimenti, dicevo, per l'organizzazione e per l'accoglienza. Praticamente alla fase successiva accederanno le prime 5 di ogni girone e le 3 migliori seconde. Sì, è così perché poi avremo i quarti di finale mercoledì, quindi 16, il 17 le semifinali, le finali il 18. Le finali maschili saranno tutte a Taormina, la finale femminile sarà a Santa Teresa a Riva, dove, diciamo, nel campo di Santa Teresa a Riva. Quindi una settimana intensa, piena, e l'organizzazione non è stato da meno. Sì, siamo soddisfatti alla fine con tutte queste fatiche, questo impegno, perché voi vi rendete perfettamente conto cosa vuol dire ospitare 20 regioni, avere 2000 ragazzi qui al giorno da gestire e che con una scommessa vinta da parte del comitato regionale, c'è quello di investire tutte le province della Sicilia, perché organizzarli magari in una provincia diventa ancora un po' più facile la gestione, ma averla provincia per provincia, organizzare quindi in ogni provincia i campi, le amministrazioni, è un lavoro che si moltiplica, non è un lavoro quindi che si restringe. Quindi abbiamo fatto tutto questo e io sono contento perché anche questo era quello che noi desideravamo, cioè coinvolgere, far vedere anche sotto l'aspetto, se vuoi, turistico, che questo è importante perché tanti genitori stanno seguendo, diciamo, i propri figlioli, sono qui e quindi alcuni vogliono tornare. Ecco, far vedere tutto il territorio siciliano, le 9 province coinvolte, e quindi siamo contenti. E poi una finale a Giardini e Taormina e quanto dire. È il massimo. La ciliegina sulla torta. Il massimo che si può offrire, vedere, avremo una serata con tutti questi ragazzi al teatro di Greco di Taormina, sì, quindi sarà, voglio dire, ecco, sarà veramente uno scenario estremamente interessante, voglio dire, veramente sarà, ecco, questo è sport, cultura, si sono messi insieme veramente quelli che erano gli obiettivi che ci eravamo prefissati, ma del resto lo sport non può anche non essere cultura. Poi questi sono giovani, sono ragazzi, ecco, bisogna anche dare un'immagine di futuro, anche un'immagine di futuro diverso di quello e anche di prospettiva diversa da quelli che sono questi territori. Noi pensiamo che noi pigliamo, qui abbiamo le 4 regioni del nord-est, che è il ricco nord-est,
che viene in una regione del sud che è distante, difficile da raggiungere. Ecco, a tanti colleghi ho detto così si comprende cosa fa la Sicilia quando deve andare a fare i tornei delle regioni in altre parti, quali sono le difficoltà che abbiamo noi di organizzare una trasferta, rientri, tutto quello che c'è. Bene, devo dire, tutto ha funzionato, siamo estremamente contenti, le amministrazioni comunali sono state grandi, i presidenti delle società che hanno ospitato sono state altrettanto grandi, tutto ha funzionato, tutto veramente bene, bene, bene. Grazie ingegner Lopresti. Grazie a voi. E intanto ancora il risultato è di 1-0 per Trento e c'è un'altra sostituzione per quanto riguarda Bolzano, esce con il numero 7 Müller ed entra Gruber, quindi Müller al 40° minuto, soltanto 5 minuti al termine della partita. Ricordiamo che con il risultato di 1-0 il Friuli Venezia Giulia accede ai quarti di finale, 3 partite, 3 vittorie nella Under 19, quindi un risultato sicuramente importante per il Friuli, mentre intanto c'è un giocatore di Bolzano a terra e precisamente Chi ha portato il presidente di Bolzano, addirittura Klaus Suster, così può intervistare. è con grande onore per noi. Presidente, prego, siamo in diretta sulla pagina Facebook della Lega Nazionale Dilettanti e Bolzano sta perdendo 1-0, però è una festa dello sport. È una festa dello sport e non sempre vincono quelli che giocano meglio. È la legge dello sport. Bisogna metterla dentro. Sì, avete avuto qualche buona occasione e diciamo che il portiere di Trento è stato protagonista. Sì, e poi non solo il portiere ma anche il palo e qualche nostro attaccante che ha sbagliato l'occasione che era abbastanza nitida, però fa parte del gioco, insomma. Cosa dire di questo torneo delle regioni edizione Sicilia 2025? Beh, per uno di Vipiteno devo dire che non mi aspettavo questo vento freddo oggi qua. Probabilmente sì, perché sono più abituato a casa mia di avere questo vento, però per il resto grande ospitalità, bellissimi posti, posso fare solo i complimenti a tutta la Sicilia. Sì. E mi diceva qualcuno presente qua di Bolzano che ieri si sono in un certo senso abbronzati seguendo la partita e qualcuno addirittura aveva il viso arrossato. Quindi questa temperatura vi ha sicuramente favorito. Sì, siamo anche venuti giù per goderci il primo caldo, insomma. Ecco. Purtroppo oggi si preventivava a scirocco, solitamente allo scirocco è un vento caldo, invece è un vento freddo. Come ha detto lei, l'abbiamo portato noi probabilmente. E adesso ve lo riportate su, Sì, perché a Pasqua noi vorremmo il sole. Purtroppo dobbiamo anche tornare a casa con tutte le squadre. Vorreste rimanere in Sicilia? Per forza, anche per motivi sportivi. Vabbè, torneremo per le ferie prossimamente. Benissimo. Grazie Presidente, grazie. Rimanga qui, può rimanere con noi perché siamo ormai alle battute finali. E praticamente nel girone B la Under ha già prodotto un verdetto, il Friuli va ai quarti di finale, 3 vittorie su 3 partite. Con noi era una vittoria abbastanza fortunata, direi, però per tutto il torneo non è che siamo stati perseguitati dalla fortuna, ecco. Comunque complimenti al Friuli. E complimenti a voi che siete venuti dal lontano nord-est in Sicilia. E siamo quasi sul finire della partita, manca
Manca sì, non abbiamo avuto notizie di eventuali recupero, e ribadiamo che il risultato è di 1-0 per Trento. Siamo al 44esimo, 45esimo in questo momento, e quindi finisce qui l'avventura di Bolzano, di Trento. Di Trento non penso. Perché? Trento ha 7 punti. Potrebbe essere ripescata? Sarà sicuramente sì, infatti. Infatti. Con 7 punti. Infatti. Quindi potrebbe esserci la possibilità, bisogna vedere i risultati degli altri gironi. 7 punti sono sicuri. Può farcela? Ah, benissimo. Allora un risultato ottimo per Trento e per gli uomini di mister Rastelli. Calcio di punizione già battuto. Prepariamo ad rientrare in albergo. Per tornare in albergo, chiaro. Dai, grazie. Grazie a lei, Presidente. Grazie. Quindi allora con 7 punti potrebbe farcela anche Trento, ma ha 6 punti Trento in questo momento, non ne ha 7. Vedremo in serata i verdetti dei 5 gironi, mentre intanto si esaurisce l'azione d'attacco di Bolzano. Giata in possesso di palla, rilancia con i piedi nella zona presidiata da Bazzanella, e poi c'è l'intervento. Trento ancora in possesso di palla con il numero 8 Livia, e poi è sempre l'onnipresente Schweitzer, e Giata deve prendere qualche rischio per riconquistare questo pallone. Giata in profondità verso Livia, lotta Livia, riconquista il pallone, si ferma, lo cede indietro al numero 4 Bazzanella, e il signor Cannata e intanto è il numero 14 Perugini che serve Bach, che fa arrivare il pallone dalle parti di Federzoni. Ancora Trento che rilancia, tocco di Livia per un compagno, per recisamente entra e sbaglia il controllo Neziri, favorendo quindi l'intervento della difesa di Bolzano, scusate. 1-0 sempre per Trento, che va adesso a 6 punti e si fa sentire Trento. Tifoseria di Trento è ancora Giata che controlla il pallone. Trento
ultimi scampoli di partita e 1-0 per Trento. Ancora Livia, viene toccato di testa il pallone da Bazzanella, colpo di testa ancora del nuovo entrato Livia e finisce qui la partita. Esultanza dei calciatori di Trento, che molto probabilmente hanno superato il turno, e quindi c'è la gioia dei sostenitori, che sono poi gli under 15 e gli under 17, che stanno esultando nei confronti degli under 19 che sicuramente hanno passato il turno. Grazie da parte della federazione della Lega Nazionale Dilettanti per questo collegamento in diretta dallo Stadio Comunale di Favara per le 3 partite del girone B del torneo delle regioni. A tutti la più cordiale buonasera da Lillo Pecoraro e da Giuseppe Falletta, che è stato l'operatore nonché il regista della trasmissione. Grazie a tutti la più cordiale buonasera.